Finanziamento per alcuni comuni dell'Agrigentino per prevenzione e contrasto dell'abusivismo. La chiusura del parcheggio di via Empedocle non si può giustificare, lo dice Vittorio Messina. Il cantante Fedez prosciolto e sono polemiche. Fine settimana ricco e ieri ai Templi Coez. Fortitudo e calcio nella pagina sportiva. Buongiorno da TVA Notizie. Prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale, un finanziamento per alcuni comuni della provincia di Agrigento. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. La Prefettura di Agrigento rende noto che sono state accolte e finanziate le proposte presentate dai comuni di Cattolica Eraclea, Montallegro e Realmonte, approvati dalla Prefettura in quanto ammissibili secondo i criteri individuati dal Ministero dell'Interno. I finanziamenti si inquadrano nell'ambito della ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, effettuata con decreto ministeriale adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo scorso 25 giugno 2021, che ha appunto destinato una quota ai comuni litoranei per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale della vendita dei prodotti contraffatti. I comuni beneficiari sono stati individuati nel medesimo decreto tra quelli litorani in relazione alla presenza delle strutture ricettive in base ai dati Istat, che nel contempo non siano cioè capoluoghi di provincia e abbiano una popolazione non superiore ai 50.000 abitanti. Nella provincia di Agrigento sono stati pertanto individuati i citati comuni che, invitati dalla Prefettura a presentare domanda prospettando le misure e i mezzi che intendessero adottare, possono destinare il contributo a spese correnti o di investimento. Hanno proposto le azioni individuando altresì le aree di più specifico interesse. Le proposte hanno pertanto formato oggetto di verifica da parte della Prefettura nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, che ha espresso parere in ordine alla coerenza e all'ammissibilità delle iniziative. A conclusione è pervenuta quindi la comunicazione ministeriale di accoglimento e conseguente finanziamento del contributo di euro 14.388,49 centesimi per ciascun comune, che sarà a breve erogato per tramite la Prefettura. A garanzia degli impegni assunti quindi saranno stipulati con i comuni beneficiari il prossimo 13 settembre alle 10 nei locali della Prefettura, nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, i specifici protocolli d'intesa che contemplano anche il monitoraggio delle iniziative anche attraverso report mensili sulle attività. Il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciuva esprime quindi soddisfazione per il sollecito riscontro assicurato dai comuni interessati nell'avere certo l'opportunità offerta dal contributo che, sebbene di non rilevante entità, potrà ovviamente fornire un utile supporto alle azioni sullo specifico obiettivo svolte sui territori, in particolare dalle polizie municipali. Vittorio Messina, presidente della Confesercenti di Agrigento, interviene sulla chiusura del parcheggio di via Empedocle e parla di provvedimento che non si può giustificare. La chiusura a tempo indeterminato del parcheggio pluripiano di Agrigento non si può giustificare soltanto con i danni prodotti dall'incendio dell'impianto elettrico e a quello di videosorveglianza. Così, in un comunicato stampa, il presidente di Confesercenti Vittorio Messina, già presidente della Camera di Commercio di Agrigento, a commentare la notizia. Con molta probabilità, aggiunge Messina, la decisione presa a seguito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco sottende le problematiche più complesse che si riferiscono anche all'agibilità, alla sicurezza della struttura, che sono antecedenti all'incendio stesso. La decisione in questa fase, ovviamente dovuta, continua Vittorio Messina, desta particolare allarme, aggiunge il presidente di Confesercenti, in quanto il parcheggio rappresenta un'area di servizio fondamentale per i residenti e per chi frequenta i negozi della via Atenea e non solo. Pertanto, conclude Vittorio Messina, sarebbe opportuno che da parte dell'amministrazione comunale possano arrivare notizie precise in merito alle soluzioni da trovare nell'immediato per lenire e alleviare i danni che se ne ricavano per il commercio e tutte le attività
che insistono nella via Atenea e inoltre che si faccia chiarezza riguardo ai tempi necessari per riaprire il parcheggio. Al Comune di Agrigento si è tenuta una riunione operativa per la nuova strategia urbana sostenibile. Il servizio e le interviste di Arturo Cantella. Si è svolto ieri mattina nell'aula consiliare del Comune di Agrigento una riunione operativa con i tecnici del Formez al fine di avviare l'iter per la nuova strategia urbana sostenibile, un processo che vede coinvolti nella nuova area urbana funzionale denominata FUA sia il Comune di Agrigento che altri comuni, come quello di Aragona, Comitini, Favara, Ioppolo, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Sant'Elisabetta, Sant'Angelo Moxaro e Siculiana. L'obiettivo è quello di riuscire a spendere entro il 31 dicembre del 2029 circa 100 milioni di euro nel rispetto del documento strategico per la programmazione regionale FESR 2020-2027. Diversi sindaci presenti, tra quelli di Ioppolo, Favara, Sant'Elisabetta, Portella, Antonio Palumbo, Domenico Gueli, l'assessore al comune di Porto Empedocle, Giuseppe Iacono. Oggi è la prima riunione che stiamo affrontando per un'evoluzione di agenda urbana. Adesso si parlerà di FUA, cioè di area urbana funzionale. Ci sarà un'unione di comuni, con il comune di Agrigento ci sarà il comune di Porto Empedocle, di Favara, di Santa Elisabetta, di Comitini, di Siculiana, di Realmonte, forse dimentico qualcuno. Comunque è una rivoluzione epocale, ci saranno dei fondi da gestire, bisognerà creare una struttura, bisognerà preparare dei progetti, ma questa volta non sarà quindi il singolo comune o la singola città a prepararli e a organizzarsi, ma sarà proprio un'unione di comuni, la struttura sarà indipendente, si potranno gestire quindi centinaia di milioni di euro e ci sarà anche una premialità. Cioè se una X somma viene stabilita a questa unione di comuni, sicuramente potrà essere arricchita da altre somme se queste unioni di comuni saranno in grado di poter realizzare progetti funzionali, utili per la città, per il risparmio energetico, per le comunicazioni tra un comune e l'altro, facilitare quindi il trasporto urbano ed extraurbano, quindi sarà un'opera veramente grandiosa. Quindi efficientamento anche energetico importante in un momento in cui stiamo vedendo cosa costa l'energia. Sì, anche l'efficientamento energetico e la digitalizzazione saranno argomenti fondamentali di questa unione di comuni. Quindi ogni comune dovrà preparare un proprio progetto? No, saremo tutti insieme a lavorare. Si creerà una struttura unica dove a capo verranno tutti i comuni, ci sarà un sindaco che farà, diciamo, da presidente e a scendere dalla testa della piramide fino a scendere fino in basso ci saranno dei tecnici, ci saranno dei revisori dei conti, ci saranno dei ragionieri, degli ingegneri, dei geometri, una struttura snella, agile, da poter gestire in tempi brevi, perché si parla dal 2023 al 2029, poi tutto sommato non sono tempi lunghissimi, quindi in tempi brevi da poter gestire una grande somma di denaro per poter migliorare finalmente da qualsiasi punto di vista le nostre città, i nostri comuni e l'economia in generale, anche nel rispetto dell'ambiente. Ecco, voi avete già qualche idea di massimo, Sindaco? Oggi è il primo incontro, stiamo ascoltando quindi i tecnici della Formez, l'assistenza tecnica, ci daranno delle istruzioni e continueremo a riunirci con gli altri sindaci. Allora, noi stiamo col Formez supportando gli enti locali della regione siciliana nella costruzione di politiche pubbliche e soprattutto nella costruzione aggregata di politiche pubbliche per appunto creare un'economia di scala e far sì che gli interventi abbiano un maggiore impatto. In questa attività di supporto parte da molto lontano, dal 2018, anche durante il periodo Covid abbiamo comunque supportato attraverso webinar online. Oggi stiamo comunque supportando delle porzioni di territorio che verranno aggregate per l'attuazione del prossimo ciclo di programmazione 21-27. La fattispecie qui ad Agrigento, insieme ai comuni che fanno parte dell'area urbana funzionale di Agrigento, sono 11 comuni in totale, che
si relazionano con il polo urbano di riferimento di Agrigento e insieme dovranno ricercare delle soluzioni per migliorare il contesto urbano territoriale e offrire servizi ai cittadini e alle imprese del territorio attraverso ingenti risorse messe a disposizione del ciclo di programmazione 21-27. Ecco, effettivamente i campi in cui si interverranno, i vari comuni decideranno di intervenire, qual è? Un po' tutto, dobbiamo comunque coprire i vasti fabbisogni che un territorio ha, sicuramente dobbiamo ragionare a organizzare servizi al cittadino ma anche servizi alle imprese, dobbiamo ragionare soprattutto sul sistema della mobilità, garantire una mobilità che possa far sì di far spostare con facilità i cittadini all'interno di questa ampia area urbana funzionale, che ripeto non è solo il comune di Agrigento ma sono tutti quei comuni che dalle nostre analisi noi abbiamo riscontrato avere una interrelazione forte col comune di Agrigento, quindi il tema della mobilità è sicuro un tema molto presente in questa nuova strategia, ma anche il tema relativo all'ambiente, quindi dei rifiuti, idrico, efficientamento energetico, digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, inclusione sociale e quindi non per ultima anche regimi di aiuto dedicati alle imprese del territorio attraverso però tutto, questo è fondamentale e lo sottolineo, attraverso tutto all'interno di un impianto strategico, quindi partendo da un'analisi puntuale che noi oggi abbiamo già cominciato ad effettuare e inserendolo all'interno di un piano strategico strutturato e quindi con interventi che perseguono la strategia dell'area urbana funzionale. I fondi a disposizione quanti sono? I fondi a disposizione sono ingenti perché noi abbiamo a disposizione intanto sicuramente attraverso il nuovo ciclo di programmazione i fondi FESR. Oggi non abbiamo una cifra ma parliamo comunque nell'ordine di centinaia di milioni di euro per i territori, considerando solo che il programma operativo FESR 21-27 per la regione di Sicilia è di 4 miliardi e 7, quindi sicuramente abbiamo ingenti risorse, ma non c'è solo il programma operativo FESR, noi in questa pianificazione inseriremo anche interventi afferenti al altro fondo di sviluppo e coesione, piuttosto che anche i fondi dello stesso PNRR, cioè tutti i progetti pensati in questo territorio devono avere una loro, devono confluire in una strategia molto più ampia e quindi fare tesoro di questa aggregazione per poter comunque... Le imprese possono in qualche modo partecipare alla progettazione? Le imprese possono essere dei beneficiari attraverso comunque delle risorse destinate alle imprese attraverso il sistema dei regimi di aiuto, quindi aiuti alle imprese con un fondo perduto che chiaramente ad oggi non le so dire quali sono, però sicuramente è una delle azioni che si metterà in campo. E veniamo ad una notizia davvero strana. Per il magistrato di Milano, il cantante Fedez, con la canzone in cui definisce infami e figli di cani i carabinieri, non ha commesso alcun reato. Una sentenza che fa discutere perché l'insulto ci sarebbe stato ed è un precedente assai pericoloso. Il servizio. Il cantante Fedez alla fine se l'è cavata con una archiviazione perché la canzone Tu come le chiami ha connotati irrilevanti, semplicemente non si tratta di vilipendio. La cosa è discutibile assai, visto che l'insulto ci sarebbe e come. Per la Procura di Milano però sarebbe soltanto una provocazione dettata dalla ricerca di notorietà. Fin qui la premessa di una vicenda che va raccontata e che sta suscitando un mare di reazioni e polemiche. A distanza di un anno dalla denuncia presentata da un colonnello dei Carabinieri in pensione per vilipendio delle forze armate, perché Fedez con la sua canzone ha definito tra l'altro i carabinieri infami e figli di cani, è arrivata la richiesta di archiviazione per i motivi che abbiamo detto. Secondo il giudice di Milano la canzone non sarebbe da incriminare e neppure l'autore perché non c'è nulla di penalmente perseguibile.
Un discorso che non si può accettare, e infatti non lo accetta il colonnello Roberto Colasanti, firmatario della denuncia, il quale ora vuole andare fino in fondo, perché oltretutto è un dovere stare dalla parte di chi ha sofferto e soffre, e sono i familiari dei caduti, di quegli stessi carabinieri che il signor Fedez ha ritenuto di poter oltraggiare a cuor leggero solo per una ricerca di notorietà, per dirla come quel giudice. E non ci sta Rita Dalla Chiesa. Le parole di Fedez contro i carabinieri, dice, fanno male e dovrebbe chiedere scusa. Chissà se lo farà, ma anche le scuse non placherebbero il grande malumore creato dapprima dai versi della canzone e adesso dalla incredibile sentenza. Concludiamo facendovi ascoltare il parere del professor Alessandro Beluzzi, che dice tutto. Come nelle circostanze più importanti ho voluto sottolineare questo mio breve intervento con la fedelissima, l'inno d'ordinanza dell'Arma dei Carabinieri. Da cittadino, da medico legale, da psichiatra forense, voglio esprimere la mia solidarietà all'Arma e al suo comandante generale di Corpo d'Armata Teo Luzzi, il sostegno mio e credo di tanti cittadini onesti di fronte agli insulti rivolti all'Arma da parte di un guitto tatuato, di cui non voglio neanche citare il nome, e che ha definito i carabinieri infami figli di cani. Che una procura della Repubblica abbia chiesto immediatamente di archiviare questi insulti di fronte ad un presidio della democrazia, della libertà e della Costituzione, che ha rivelato forza, onestà, bontà, umanità e competenza anche durante il Covid, è un'infamia che grida vendetta al cospetto della civiltà, degli uomini e anche di Dio. Cari amici carabinieri, il mio sostegno e quello di tanti cittadini giunga a voi, soprattutto in un momento difficile per la vita della Repubblica. Ma noi sappiamo che l'Arma sarà un presidio anche nei momenti peggiori, come è stato altre volte nella sua secolare storia. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva la difesa della democrazia, della libertà e della pace. Buon lavoro a tutti, Carabinieri d'Italia. Incontro dei dirigenti scolastici per parlare di Agrigento, capitale della cultura 2025. Le interviste di Giovanna Neri. Dottore Sanzo, Agrigento candidato a capitale della cultura italiana 2025, oggi si chiamano a raduno le scuole, con quale obiettivo? L'obiettivo di coinvolgere le scuole a far parte a tutti i processi che si attiveranno per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Daremo un contributo autonomo e originale, naturalmente coordinato con il Comitato di coordinamento del processo di accesso alla candidatura. Ogni dirigente presenterà una propria idea? No, il commissario proporrà un'idea, sull'idea faremo un ragionamento, se l'idea viene accettata bene, se non viene accettata vediamo che cosa viene fuori e se viene fuori qualche cosa, dopo l'idea facciamo un progetto e dopo un progetto mettiamo in piedi un programma di lavoro. Qual è la sua idea? Non sarebbe corretto anticiparla, però diciamo che la mia idea è di fare una manifestazione, almeno una manifestazione in ogni comune dove c'è una scuola superiore, con attività, in questo caso l'idea che lancio è di fare teatro in lingua siciliana, ma con testi non tradizionali, devono essere creati dalle scuole e quindi le scuole che hanno questa inclinazione faranno questo. Abbiamo altre scuole di indirizzo professionale che potranno fare mostre sui propri indirizzi, così che durante il processo di acquisizione della candidatura, che noi speriamo vincente, i turisti che verranno avranno una manifestazione in ogni luogo del nostro territorio che è bello e che è degno di essere visitato e che sa accogliere le persone. Quindi un ruolo di tutto riguardo per i ragazzi, gli studenti? Assolutamente, abbiamo messo nella convocazione creatività di studenti e docenti. Presidente, fra pochi giorni la presentazione del dossier per la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025, oggi al raduno si chiamano i dirigenti scolastici, facciamo un attimo il punto della situazione. Anche questa è un'occasione particolarmente propizia per arricchire la proposta progettuale che sarà presentata, come lei diceva, entro il 13 di settembre.
L'appuntamento di oggi è importante perché affidiamo un ruolo fondamentale nella gestione non solo di questa fase progettuale, ma eventualmente di quella realizzativa alla scuola, che è il perno del trasferimento del sapere, della formazione delle coscienze e della sensibilizzazione delle nuove generazioni. Quindi ringraziamo il commissario del Libero Consorzio dei Comuni per aver organizzato questo incontro a livello provinciale, perché riteniamo che dalla riunione di oggi possano arrivare delle proposte estremamente importanti sul fronte dell'impegno culturale e principalmente cerchiamo di acquisire la disponibilità dei dirigenti scolastici per quella che sarà la fase realizzativa del progetto che viene presentato, sia che si ottenga il riconoscimento di capitale della cultura, sia che malauguratamente questo eventualmente non dovesse succedere, perché il progetto c'è e comunque speriamo che possa trovare una sua valida attuazione. Evidentemente meglio se viene attuato con il riconoscimento del capitale italiano della cultura per questa meravigliosa città e per questo meraviglioso territorio che è quello di Agrigento. Grande successo a Montevago per una iniziativa nell'ambito dei Borghi dei Tesori. Arturo Cantella. Il nome della madre, grande successo per il monologo di Galatea Ranzi, ottenuto a Montevago tra i ruderi del sisma. L'iniziativa è stata promossa nell'ambito dei Borghi dei Tesori Festa a Montevago. Questo è uno spettacolo che è già ricchissimo di emotività, di commozione, di evocazione, perché racconta la storia che sappiamo tutti da quando siamo piccolissimi, ossia è il racconto fatto in prima persona da Maria dei 9 mesi dall'annunciazione alla nascita. Ora, fatto in questo luogo meraviglioso, ricco di memoria, ricco di sofferenza e con un grande segno di rinascita in questo momento di ricostruzione, trovo che sia veramente qualcosa di unico. Sono molto emozionata e felice di poter essere qui questa sera con questo spettacolo. Ancora una volta oggi ci troviamo in questo luogo che incanta tutti coloro che in qualche maniera ne vengono a conoscenza per credo un evento che si presta proprio anche per il luogo, per quello che rappresenterà oggi pomeriggio. La vita di Maria verrà narrata all'interno di quella che fu la chiesa madre Santi Pietro e Paolo di Montevago prima del terremoto. Questo sicuramente è motivo di grande orgoglio e soprattutto è motivo di incoraggiamento per puntare al turismo, per puntare alla rivalutazione di questi luoghi, per attrarre quanta più gente possibile perché possa conoscere questa bellezza e questo luogo particolare e suggestivo. Presentati a Messina i candidati all'ARS della lista 100 Passi. Per noi questa è una conferma, la conferma di un impegno che va avanti dal 2017. Abbiamo scelto lealmente di restare dentro la coalizione del centrosinistra che sostiene Caterina Chinnici, perché crediamo che questo sia il progetto necessario a cambiare la Sicilia. Quello che di nuovo possiamo portare è la marcia in più. Certamente i valori e i principi che la sinistra oggi vede distanti. Claudio Fava da 5 anni conduce delle battaglie a sostegno della sanità, della scuola, a sostegno dello sviluppo e delle infrastrutture di questa terra. Quello che noi vogliamo portare avanti è questo, un progetto che comunque faccia il bene e gli interessi di tutti, quindi che si occupi dei diritti di tutte e di tutti. Qual è il candidato alla presidenza della Regione da temere di più in questo momento? I sondaggi danno il centrodestra fortemente in testa, bisogna preoccuparsi invece di Cateno De Luca? Certamente i sondaggi ci dicono che dobbiamo preoccuparci di Cateno De Luca, ma noi non l'abbiamo mai sottovalutato. I sondaggi sembrano darlo in crescita, ma noi crediamo comunque ancora che la Chinnici possa e debba, soprattutto in questi ultimi 20 giorni che ci separano dal voto, fare quel passo avanti che poi debba portarci al governo della Sicilia, perché altri 5 anni di governo di centrodestra questa terra non li può sopportare. E quale deve essere e può essere il ruolo di Messina nel contesto regionale?
Beh, Messina è certamente una città strategica, una città che non ha mai ricevuto le attenzioni che meritava, che è sempre stata considerata una città di passaggio. Noi invece crediamo che da questa città, che da questa terra debba partire anche un'idea di sviluppo diversa. I fondi del PNRR serviranno anche a questo e quindi chi avrà la possibilità nei prossimi 5 anni di disporne dovrà farlo con attenzione e soprattutto dedicando tempo e attenzione ai territori che spesso sono stati dimenticati come la nostra città. Domani alle 19 in Piazza della Vittoria a Favara, incontro in vista delle elezioni regionali alla presenza di Totò Cuffaro, segretario regionale DC. E veniamo agli spettacoli del fine settimana nell'ambito del calendario Destinazione Agrigento. Arturo Cantenna. Tutto pronto per un altro fine settimana di grandi eventi ad Agrigento. Questa sera alle 21:30 a Villa Seta, presso la piazza della Madonna della Catena, popolare frazione di Agrigento sarà protagonista di una serata all'insegna della musica, con i Dancing Queen, una cover band che suonerà i brani famosi degli anni 70 e 80, e con ospite d'eccezione la famosa cantante e conduttrice televisiva Anna Tatangelo. L'evento, con ingresso gratuito, è patrocinato e promosso dal Comune di Agrigento in collaborazione con il distretto turistico Valle dei Templi, l'assessorato al turismo e sport della regione siciliana. È inserito nel ricco calendario della iniziativa Destinazione Agrigento e si incastra nelle settimana dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, della quale è nota e sentita da secoli la devozione e la diffusione del culto a Villa Seta e non solo. Per ospitare l'evento e garantire una maggiore sicurezza è scattato lo stop al transito veicolare, infatti dalle ore 18 e infine a cessato bisogno è stata ordinata la chiusura al traffico delle vie Forsodeatine di via Zunica fino all'intersezione con via Mari e via Caduti di Marzabotto, con la via di Cucinello e il divieto di sosta con rimozione nelle zone relative vie che confluiscono nella piazza di Villa Seta. Sempre questa sera al Teatro della Valle dei Templi a Piano San Gregorio è la volta dello spettacolo Elegantissima Estate di Drusilla Foer. Domenica 11 settembre si svolgerà l'evento a 2 ruote sulla Costa del Mito in collaborazione con il Vespa Club Pirandello a Porto Empedocle. L'evento, gratuito dedicato agli appassionati dei veicoli a 2 ruote, avrà inizio in piazza Madonna della Catena a Villa Seta sin dalle ore 8:30. Alle 10 partirà l'itinerario turistico lungo il tratto della Costa del Mito, quindi alle ore 12 il rientro in piazza, si svolgerà la 13ª benedizione delle Vespe, delle moto, dei caschi e dei centauri, ormai tradizionale appuntamento in occasione della festa dedicata alla Madonna della Catena. E ancora sempre domenica sera, per chiudere il grande ciclo settimanale di eventi agrigentini, appuntamento in Piazzale Giglia a San Leone per ospitare il concerto del cantante agrigentino Lello Analfino. Lo storico frontman dei Tinturia presenterà proprio nella nostra città le canzoni del nuovo album appena uscito, Punto e a Capo. Giunti quindi a quasi un consuntivo di un'inedita estate ricca di manifestazioni ed eventi che hanno esaltato la cultura, l'arte e l'intrattenimento per agrigentini e turisti, non possiamo, afferma l'assessore Costantino Ciulla al Comune di Agrigento, di essere soddisfatti del lavoro e delle scelte fin qui fatte, dal centro delle città alle periferie, alla Valle dei Templi, il centro storico, la musica leggera, le tradizioni popolari, la lirica, il teatro, eventi insomma, visite notturne ai musei, attività sportive e oggi il bilancio delle proposte per Destinazione Agrigento risulta evidentemente positivo e ha certamente giovato all'economia e all'immagine della nostra città. E restiamo in tema per parlare del concerto di Coez ieri sera al Teatro dei Templi. Il cantante ha detto ai fan: siete la mia forza. Tutto esaurito ieri sera al Teatro della Valle dei Templi a Piano San Gregorio di Agrigento per il concerto di Coaz, cantante e rapper originario di Nocera Inferiore, un evento che era partito in sordina e che pian piano ha avuto sempre crescenti ritmi per le preferenze. Coez è stato preceduto da cantanti forti come Il Volo, Capoplaza, Elisa, Irama, Tommaso Paradiso, la band dei Pink Floyd particolarmente apprezzata per i tanti che sono venuti da oltre isola. Gli appuntamenti continuano stasera con Drusilla Foer e per finire Eros Ramazzotti con 2 esibizioni.
ascoltarti però anche se non ci sto. L'importante di me, siamo morti insieme, ma qualcosa di dentro, qualcosa di me che non appartiene. Questo mondo lo so, non ci voglio bene, ascoltarti però anche se non ci sto. Siamo morti insieme. Nelle pupille, il liquore nel frigo, puoi trovartene 1000. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Siamo alla pagina sportiva. Fortitudo sospesa la trasferta di Trapani a causa del campo pericoloso. Arturo Cantella. Doveva essere la prima partita ufficiale della nuova Fortitudo Agrigento e fino al terzo periodo, seppur con 1000 difficoltà, lo è stata. Ma ad affrontare la Fortitudo non è stata soltanto la squadra di Trapani, ma anche l'umidità eccessiva del parquet, che ha reso difficile il gioco delle due squadre, costringendo il coach Cagnardi, di comune accordo con quello di Trapani, parente, a chiedere la sospensione del match
per salvaguardare l'incolumità dei giocatori. Durante il match, dopo svariati scivoloni, è stato Cosimo Cossi ad allargare le gambe, a sentire un forte dolore fitto all'adduttore. Nei prossimi giorni seguiranno i dovuti accertamenti, giorni fondamentali per il recupero di Chiarastella e l'integrazione completa dell'americano Francis, arrivato pochi giorni fa ad Agrigento. Al di là del risultato che ha visto vincere il Trapani 63-47, sono importanti i segnali che la squadra ha lasciato al coach Cagnardi per la Stella Azzurra di Roma, per lavorare meglio in vista del prossimo match di Supercoppa. È un peccato che la partita si sia stata interrotta dopo 29 minuti, ma effettivamente il campo era impraticabile. Noi eravamo già privi di Chiarastella e con Francis che ha giocato a malapena un minuto. Cossi, dopo l'ennesimo scivolone, ha divaricato le gambe e ha sentito tirarle in maniera pericolosa all'adduttore, e quindi, di comune accordo anche con l'allenatore di Trapani, ho chiesto di poter sospendere la partita. Sospensione che mi è stata accordata perché tutti i ragazzi in campo erano a rischio infortunio, non potevamo permetterci di perdere nessuno. Nonostante le difficoltà che ho coinvolto sia noi che loro, devo dire che Trapani nei primi 20 minuti ha approcciato la partita in maniera fisica dal punto di vista difensivo, e noi abbiamo reagito a questo tipo di difesa in maniera sbagliata, e questo ci servirà da monito per lavorare su altri aspetti personali, e invece il nostro modo di affrontare queste partite dovrà essere completamente diverso. Dovremmo insomma essere molto più precisi e tenere le nostre spaziature nel rimettere in campo il lavoro settimanale che giornalmente stiamo facendo. Adesso, conclude il coach, torniamo al lavoro sperando di recuperare tutti e testa alla prossima partita. Coach Cagnardi, una partita sui generis, sospesa a fine terzo quarto per la evidente impraticabilità del campo, troppa umidità quest'oggi e condensa al Palaconad. In questi 30 minuti che partita ha visto e come ha visto i suoi? Sì, al di là dell'interruzione, perché effettivamente poi alla fine tutto era diventato molto pericoloso per i nostri ragazzi, per gli atleti in campo, chiaramente sia quelli di Agrigento che quelli di Trapani. È stata una partita comunque, per quanto ci riguarda, un po' di sofferenza fisica. Trapani ha approcciato molto bene la partita, sia dal punto di vista fisico-difensivo, dove noi abbiamo aperto troppo il palleggio e di conseguenza sofferto questa loro scelta e questo loro modo di giocare, sia offensivamente, trovando Jenkins e Dieng due ottimi finalizzatori. Il primo quarto ci è un po' sfuggito dal punto di vista difensivo con 27 punti, però sapevamo comunque di essere in difficoltà, non solo per le mancanze di Chiarastella e Francis, ma anche perché siamo in un momento di carichi e avere determinati giocatori in campo chiaramente ci ha portato ad avere determinate difficoltà contro i quintetti bassi di Trapani. Secondo quarto ci siamo ripresi abbastanza bene, abbiamo subito solo 14 punti, quindi abbiamo avuto la reazione che volevamo difensivamente. In attacco comunque abbiamo giocato un po' con ritmo, abbiamo sbagliato qualche tiro aperto, abbiamo avuto un po' di difficoltà nel muovere la palla contro sempre l'ottima difesa di Trapani. Nel terzo quarto poi effettivamente è stato solo un cercare di non farsi male, quando poi sull'ennesimo scivolone Costi ha aperto un pochettino, ha divaricato le gambe, ha sentito tirare da parte dell'adduttore, personalmente mi sono un pochettino spaventato, un po' per il giocatore, un po' per il mio roster che è già abbastanza all'osso, e d'accordo con Parente, col coach ospite, abbiamo deciso di finire qua la gara. È stata comunque una gara che ci è servita, era la prima trasferta che facevamo, fino ad oggi non eravamo mai usciti dal Palamoncada di Agrigento, quindi è stata la prima volta che la squadra ha assaporato un pochettino il fatto di prendere, di uscire dalla casa nostra, di andare a giocare una partita in trasferta, di prepararsi in un modo diverso alla partita, quindi è stato comunque un test importante. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma ad oggi le difficoltà servono poi per capire su dove lavorare. Una notizia di calcio: grande pubblico sugli spalti e tifo ieri sera al Barbera per un Palermo-Genoa da ricordare. Il capitano Brunori regala i 3 punti alla sua squadra e fa impazzire di gioia il pubblico presente. A parte qualche brivido nel finale, il Palermo è riuscito a battere una delle favorite per il ritorno in Serie A. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e a tutti voi un buon fine settimana.